Ancora Puledri al via in questa seconda corsa dall'Arcoveggio, una condizionata. Ritirato il numero 10, Death or Glory Fee. Lo schieramento: 1 Drago Cappar, 2 Daytona di Cecco, 3 Dioniso, 4 Daylight B, 5 Duman and Asti, 6 Diana Piz. Seconda linea: 7 Danea di Poggio, 8 Diva Spritz, 9 Dalila Trio. Pronostico che vede Drago Cappar e Dioniso fra i più appoggiati. Macchina intanto che accelera. È rimasto subito fuori corsa Drago Cappar, mentre si lancia in avanti veloce Dumanè Dasti, che conquista la testa nei confronti di Dioniso. In terza posizione Daytona di Cecco, al largo c'è Daylight B. Più indietro Diana Piz. Tanto primi 200 in 14 e 1, numero molto 8, veloci Diva per Spritz, Dumanè Dasti. squalificato. La squalifica intanto per Diva Spritz. Se ne vanno i 400 numero iniziali, 9, Dalila Trio, completati in squalificato. 29,7. Squalifica anche per Dalila Trio, sono rimasti in 5 praticamente all'avanguardia, in 6. Con Danea di Poggio che si ricongiunge. Intanto guida sempre Dumanè Dasti nei confronti di Dioniso. Terza posizione per Daytona di Cecco, poi Diana Piz, via via tutti gli altri. E 600 metri iniziali completati nell'ordine del 46, appena abbondante. Ora gli 800 in 1-2-2 e siamo all'attacco della penultima piegata con la rottura di Dioniso. Numero 3, Dioniso, squalificato. L'errore di Dioniso che non sorprende a questo punto, dopo serie di rotture sembrava tranquillo in seconda posizione, invece ha sbagliato nuovamente all'attacco della penultima piegata. Così se n'è andato 1 chilometro in 1:17,6. Al comando è sempre Dumanè Dasti, seguita ora da Daytona di Cecco che prova ad avvicinarla a 400 dalla conclusione. In terza posizione rimane Diana Piz, gli altri nettamente più discosti. Completamento della curva conclusiva con Dumanè Dasti in vantaggio, sposta Daytona di Cecco, va al suo esterno all'ingresso in retta d'arrivo, prova l'aggancio, Dumanè Dasti in testa, ci prova Daytona di Cecco nel finale. Ultime battute con Daytona di Cecco che sul palo pizzica l'avversaria e la piega di giustezza, mentre al terzo finisce Diana Piz. 1:17 il ragguaglio conclusivo, con 31,3 a chiudere, tutti un po' stanchi alla fine, ma Daytona di Cecco proprio sul traguardo riesce ad aver ragione di Dumanè Dasti. Andiamo a rivedere le fasi dell'arrivo. Vedete sul traguardo il numero 2 di Daytona di Cecco, Alessandro Gocciadoro, per il training di Alessandro Pieropan. Viene a vincere nei confronti della stessa Dumanè Dasti. Al terzo posto chiude Diana Piz.